risposta: non approvavo la sua scelta ma la rispettavo. Il dolore del papà e dei familiari di Edi Ongaro, il 46enne di Portogruaro, morto combattendo in Donbass tra le file dei miliziani pro-Russia. Speriamo che la salma ritorni. Nome di battaglia Bozambo, il 46enne aveva raggiunto il Donbass nel giugno 2015. In un video poco dopo il suo arrivo aveva spiegato le sue motivazioni e invitava altri ad unirsi a lui. Ore decisive in casa Oro Granata per il destino di Victor Sanders, il giocatore che mercoledì notte ha corso per 40 km in contromano lungo la A27. Allarme bomba questa mattina alla stazione di Mestre, polizia, carabinieri, vigili del fuoco sul posto, ma si trattava di un pezzo di monopattino elettrico. 10 giorni di chiusura per l'area City di Mestre, il provvedimento a seguito dei numerosi comportamenti violenti all'interno della discoteca. La risposta del locale: abilite e delusi, tuteleremo i nostri diritti. Iniziativa da Rialto a Santa Margherita per chiedere una legge a livello nazionale che regolamenti le affittanze turistiche, presenti anche il regista Andrea Segre e tante moeche come nel suo film. Lavori di ristrutturazione nel comune di Mestre per il nuovo centro commerciale a Venezia, centro storico. Inizio dei lavori oggi. Il pesce d'aprile di Venezia.com. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Quello di oggi è il giorno dello shock e delle domande. A Giussago di Portogruaro, paese di origine di Edi Ongaro, il miliziano italiano morto nel Donbass mentre combatteva tra le forze filorusse. A parlare ai nostri microfoni è il padre Sergio, che dice: non approvavo la sua scelta ma ora spero di seppellirlo accanto alla madre. Il perché, il per come, perché è successo, perché forse quella volta o l'altra, no? E così vai in ricerca delle cose che la risposta non sarà. È il momento delle domande per Sergio Ongaro, il papà di Edi, il 46enne morto in Ucraina nella regione del Donbass, dove dal 2015 si era unito alle forze separatiste filorusse. Sergio, fuori dalla casa di famiglia a Giussago di Portogruaro, racconta di quel figlio che non c'è più e di un rapporto interrotto proprio a causa delle scelte di vita di Edi. Il giovane uomo mai aveva detto ai suoi cari cosa facesse realmente nel Donbass. Vedo che andava verso l'Ucraina, però non mi ha detto dove, però sapevo che la tendenza era quella di andare a fare qualcosa, insomma, ecco, per qualcuno o per gli ideali buoni, cattivi, cose, non lo so, perché quando dopo si va a sparare non sono più ideali buoni, no? Non lo sentiva da 8 anni. Sì. C'è un po' di rimorso. Quello c'è senz'altro, perché le decisioni dei figli può essere una causa anche dei genitori o no. Io non è che non l'ho perdonato, non la provavo, insomma, ecco. Però lui ha fatto la sua scelta. E scelta è la parola più ricorrente tra chi conosceva e voleva bene Edi. Anche con il fratello Mirko i rapporti erano ormai inesistenti. Non ho accettato quell'atto lì di andare via e andare in quel posto là. Dopo purtroppo ognuno fa le sue scelte e non è, insomma, lui ha deciso così e rispettiamo la sua decisione, però io 8 anni e mio padre uguale. La notizia della morte è stata comunicata dall'amico di famiglia Massimo Pin, sempre rimasto in contatto con Edi, alla cognata Raffaella, titolare di un'attività a San Michele al Tagliamento. Presa io e sinceramente per me è stato uno shock, perché sì, si sapeva dove era, ma non ti aspetti mai queste notizie, purtroppo. Vivi nella speranza che tutto vada bene. Adesso l'unico obiettivo della famiglia è portare almeno le ceneri a casa e farlo riposare accanto alla madre. Dove sua mamma, la cosa fosse alta di Portogruaro? Adesso naturalmente manca, ma non ci posso fare niente. Quello che spererei che qualcuno ce lo mandi qua, che ce lo mandi a casa, almeno a portare un fiore. Dal giugno 2015 Edi Ongaro, ucciso in battaglia, aveva lasciato il Veneto e il veneziano per andare a combattere con le milizie filorusse in Donbass. Già in quelle prime settimane aveva fatto sapere quali fossero le sue motivazioni. Penso che
finché ci sarà aria nel mio corpo, finché il sangue scorrerà, io credo che da qui non uscirò mai. Credo che la mia scelta è quella di restare qui. Il suo nome di battaglia, Bozambo, era preso a prestito da uno storico partigiano della Resistenza. E proprio di resistenza antifascista parlava Eddie Ongaro. La sua guerra è durata quasi 7 anni, fino a quando una bomba a mano lanciata nella trincea dove si trovava, in un villaggio a nord di Donetsk, non l'ha ucciso a 46 anni. In queste ore Ongaro è pianto dal collettivo Stella Rossa Nord-Est, dai social vicino al Partito Comunista, dagli amici più stretti, dalla famiglia. La sua scelta di lasciare Giussago di Portogruaro ed entrare nelle milizie separatiste del Donbass nel giugno 2015, periodo al quale risale questa testimonianza video. Con molto orgoglio, molto onore posso dire di essere parte della Pritrak, di questo battaglione internazionalista, tra i quali mi sento già dal primo momento, mi sento fra compagni e compagni. Si era arruolato nella brigata Prizrak, composta soprattutto da foreign fighter. Per i filorussi era diventato una specie di eroe nella battaglia contro il governo di Kiev e a fianco di tutti i civili neorussi che, scriveva sui social, hanno visto l'inferno in terra. Questo è il nostro giorno, aveva scritto quando Vladimir Putin aveva firmato in diretta TV il decreto con cui la Russia riconosceva l'indipendenza dall'Ucraina delle repubbliche del Donbass. Una vita complicata prima della partenza, disoccupato, era rimasto coinvolto in una aggressione a un barista e a un carabiniere di Portogruaro. Risolti i problemi con la giustizia, la scelta di andare a combattere, che lo aveva reso di fatto un foreign fighter, fuori legge, in Italia. In ogni stato, in ogni parte del globo c'è qualche minoranza, qualche piccola etnia, popolo che viene calpestata e loro tocca reagire. Rispetto verso se stessi e verso gli altri. E questo, secondo me, deve portare molte persone, soprattutto chi, come me, era in condizioni deplorevoli, scandalose, per uno Stato che si dice civile, lo ripeto, civile tra virgolette. Io dico a questa gente, se potete, venite qua. C'è amarezza in casa Oro Granata all'indomani della vicenda che ha visto coinvolto il giocatore della Reyer Sanders. I nostri valori sono stati traditi, dicono, dalla società. Sono ore decisive in casa Oro Granata per il destino di Victor Sanders, il giocatore che mercoledì notte ha corso per 40 km in contromano lungo l'autostrada 27, mettendo in grave pericolo la sua incolumità, ma soprattutto quella di chi suo malgrado l'ha incrociato nel percorso. Sottoposto all'alcol test, Sanders è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore di 4 volte a quello consentito e ha rifiutato il test per la droga, venendo così denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto stupefacenti. In auto aveva anche della marijuana. Dura la condanna della società che si è sentita tradita nei valori fondanti. Prima dei giocatori vengono scelti gli uomini, ha detto la dirigenza. Non è la prima volta che Sanders si rende protagonista di episodi sopra le righe a livello comportamentale. La folle notte dopo la vittoria in Eurocup contro Patrasso è infatti arrivata dopo l'episodio dello scorso gennaio, quando, persa la trasferta di Varese, il giocatore è stato messo fuori rosa per un episodio mai chiarito dalla società avvenuto negli spogliatoi e, secondo indiscrezioni, riguardante un pesante diverbio avvenuto con coach De Raffaele sulle colpe della sconfitta. Allarme bomba oggi alla stazione di Mestre, ma alla fine si trattava di un pezzo di un monopattino elettrico. Grande tensione, forte concitazione qui alla stazione dei treni di Mestre per l'allarme bomba per il quale da oltre mezz'ora sono arrivati gli artificieri. A chiamare la polizia ferroviaria e lanciare l'allarme poco prima delle 12 una guardia giurata insospettita da un pacco ritenuto abbandonato e posizionato nel sottopasso ferroviario all'altezza del binario 1. Subito sul posto gli artificieri con il supporto di 3 volanti, una gazzella dei carabinieri, una squadra dei vigili del fuoco di Mestre, gli agenti della polizia locale e un'ambulanza con i sanitari del SUEM. Messa in sicurezza l'intera area e fatta evacuare una parte della stazione immediatamente transennata, così come previsto dal protocollo pacchi sospetti. Chiuso inoltre il sottopasso ferroviario e anche il vicino sottopasso del tram. Rallentata la circolazione ferroviaria lungo i binari 7, 8 e 9. Rallentata inoltre l'intera circolazione stradale con le corriere TVO fatte deviare nella vicina via Camarcello.
Aperto il pacco, gli artificieri hanno trovato un tubo nero da cui uscivano dei fili e con all'interno una lucetta verde intermittente. Allarme bomba rientrato poco prima delle 14, quando gli artificieri hanno capito che si trattava di un pezzo di un monopattino elettrico perso dal proprietario durante la corsa. Continuiamo con la cronaca. La discoteca Aria City di Mestre è chiusa per 10 giorni su disposizione del questore Maurizio Masciopinto. Ad Asseggiano, spaccata nella notte in tabaccheria. La cronaca di questa giornata nel prossimo servizio. Chiusa la discoteca Aria City di Mestre per 10 giorni su disposizione del questore stamane. Il provvedimento a seguito dei numerosi comportamenti basati su violenza a persone e cose avvenuti all'interno della discoteca e nel periodo compreso tra la fine del mese di ottobre e il recente fine settimana, in uno dei quali in particolare un cliente ha subito la frattura del setto nasale con prognosi di 25 giorni. Poliziotti intervenuti nella notte appena trascorsa anche ad Asseggiano per l'assalto alla tabaccheria Silvia. Erano circa le 3 del mattino quando il proprietario è stato svegliato dal suono dell'allarme collegato al cellulare. Dalle telecamere di videosorveglianza ripresa la banda è composta da 3 banditi che hanno sfondato la porta principale e una volta all'interno hanno razziato quanto trovato a portata di mano. Bottino di 1.000 euro tra gratta e vinci e stecche di sigarette rubate, ma ingenti i danni alla struttura. Traffico di droga tra Veneto e Trieste, 9 persone arrestate nel Triveneto, 10 le perquisizioni per un totale di oltre 1,5 kg di cocaina confiscato. Non solo gli episodi di violenza e le risse, non solo l'accoltellamento sul quale la procura sta ancora cercando di far luce, ma Piazza Garibaldi è anche teatro di spaccio di droga. Ieri sera un tunisino è stato arrestato mentre vendeva cocaina a giovani del posto. Si tratta solo di uno dei 9 arresti per droga a conclusione della maxi operazione della squadra mobile di Trieste, coordinata dalla Procura della Repubblica. Cocaina dal Veneto a Trieste. Il capoluogo giuliano era la piazza di smercio al dettaglio della droga dopo essere stata rivenduta e tagliata per poi invadere le piazze cittadine. L'attività di ricerca e cattura degli spacciatori ha visto l'impiego di oltre 60 uomini della Polizia di Stato ed è avvenuto in collaborazione con le squadre mobili di Venezia, Padova, Treviso, Pavia e Rovigo, nonché delle squadre cinofili della Polizia e il reparto Prevenzione Crimine. Gli indagati tunisini che gestivano la vendita della cocaina a Trieste con Piazza Garibaldi come principale centrale di spaccio si rifornivano ogni settimana da un gruppo di albanesi domiciliati a Venezia ma che spesso e volentieri viaggiavano fino a Trieste per portare la droga e riscuotere dai tunisini i proventi della vendita. Dopo aver ricevuto la cocaina dai colleghi albanesi, i tunisini la tagliavano, confezionavano e la rivendevano ai giovani clienti triestini tramite una capillare rete di spaccio. Le investigazioni della mobile, anche grazie all'utilizzo di intercettazioni telefoniche, hanno permesso la cattura e l'arresto di 9 spacciatori tra tunisini e albanesi di età compresa fra i 20 e i 40 anni. L'ultimo arresto quello di ieri sera in Piazza Garibaldi. Le indagini durate diversi mesi hanno consentito di sequestrare in più episodi i quantitativi di droga che venivano poi destinati alla piazza triestina. 4 gli arresti che sono avvenuti in flagranza di reato. Complessivamente, durante la maxi operazione della squadra mobile di Trieste è stato sequestrato oltre 1,5 kg di cocaina purissima che il gruppo di spacciatori nascondeva in diverse aree verdi della città, oltre che documentare centinaia di vendite di droga a giovani triestini, anche minorenni. Cambiamo argomento, è previsto per mercoledì a Venezia il primo arrivo per la stagione crocieristica 2022 di una nave da crociera che per la prima volta attraccherà a Marghera, una svolta storica per il traffico crocieristico in laguna, tanto che per l'occasione è annunciata la presenza del ministro alle infrastrutture Enrico Giovannini. È vero che i ricoveri sono pochi, stanno aumentando ancora e attualmente siamo superiori ai 30 degenti a Jesolo, siamo intorno dai 33 ai 35 ricoverati. Sono pazienti che hanno sicuramente una patologia meno importante rispetto alla prima e alla seconda ondata, però restano positivi, sono infettanti e molto spesso vengono ricoverati in quanto trovati positivi, ma che si sono rivolti al pronto soccorso per altri motivi.
sono pazienti anche vaccinati, anche pazienti con dose completa, compresa la dose booster. Questo fa capire che la variante Omicron 2 è molto infettante. C'è poco da stare tranquilli, visto che i contagi non sono in diminuzione, come sostiene il direttore del reparto malattie infettive al Covid Hospital di Jesolo. Per questo l'attenzione deve rimanere alta. Gran parte dei pazienti sono pazienti anziani, se non grandi anziani, il che vuol dire sopra gli 80 anni, con patologie di base presenti, cioè cardiopatici, pneumopatici, diabetici, con insufficienza renale, e che quindi si rivolgono alla struttura sanitaria per un motivo legato alla malattia loro di base e si trovano positive al Covid. È chiaro che questa positività non è assolutamente asintomatica, ma peggiora il quadro della malattia basale. Per quanto riguarda poi la quarta dose, Brollo evidenzia. Si è visto che la quarta dose in questo momento non aumenta di molto il sistema immunitario, per cui la quarta dose andrà fatta a tempo debito, verosimilmente nella stagione autunnale, e quindi dovremmo verosimilmente imparare a usare il vaccino anti-Covid come usiamo il vaccino antinfluenzale. Il servizio che avete appena visto era il punto sulla situazione dei contagi, ma soprattutto sui ricoveri, fatta dal direttore delle malattie infettive del Covid Hospital di Jesolo, Lucio Brollo. E adesso invece parliamo dell'iniziativa questa mattina in centro storico della campagna Alta Tensione Abitativa, movimento nato a Venezia per chiedere una legge che regolamenti le affittanze turistiche. Presente anche il regista Andrea Segre. Dal film Welcome Venice, presentato alla scorsa Mostra del Cinema, si è innescata una riflessione circa il delicato equilibrio tra residenzialità e affittanze turistiche. Così i partecipanti alla rete Alta Tensione Abitativa, cui aderiscono numerose associazioni e comitati della città, questa mattina si sono ritrovati a Venezia per lanciare l'idea di una proposta di legge che consenta di limitare le grandi affittanze turistiche, dando poi mano libera ai singoli comuni di stabilire numeri e metodo. Abbiamo proposto una proposta di legge a livello nazionale che metta in condizione i comuni di regolamentare il fenomeno delle locazioni turistiche, perché allo stato attuale non ci sono strumenti che i comuni possano adottare per arginare un fenomeno che sta competendo molto con il diritto alla residenza e il diritto all'abitare. Le moeche vengono dal film di Andrea Segre, Welcome Venice, che è stato, diciamo, l'innesco di questo confronto tra cittadini e comitati che ha portato all'elaborazione di questa proposta di legge. Stamattina la mobilitazione è partita con un volantinaggio sul ponte di Rialto, flash mob e arrivo in campo Santa Margherita, dove, presente anche il regista Andrea Segre, tutto si è concluso con un'abbondante frittura di moeche richiamando proprio il film. Siamo incoraggiati dall'interesse registrato, sia in ambito politico che in ambito amministrativo, gli amministratori delle grandi città che sentono questi problemi, ma anche in ambito locale da tanti ma pochi in rispetto all'ammontare complessivo che affittano delle locazioni turistiche a gestione familiare veneziana. Lavori di ristrutturazione nel comune di Mestre per il nuovo centro commerciale a Venezia, centro storico. Inizio dei lavori oggi, è il pesce d'aprile di Venezia.com. Qualcuno tra incredulità e stupore si sofferma a leggere il cartello, ma solo per un po', della serie prove tecniche di campo visivo. È scritto correttamente o cosa? Lavori di ristrutturazione conservativa nel comune di Mestre, in provincia di Venezia. Si legge chiaramente nel cartello esposto in uno degli angoli della cosiddetta Venezia perduta, cioè nell'ex palazzo che ospitava Coin in zona Rialto, tra il fondaco dei tedeschi e San Bortolo. Oggi, oltre le vetrine ricoperte di carta, la speranza di rivedere riaperte quelle serrande abbassate trasforma il ricordo in realtà, grazie al committente dei lavori di restauro, Sara Miga De Gigio. Ma oggi è il 1° di aprile e il pesce è bello servito. Grazie a Venezia.com. Siamo in chiusura, vi lascio come sempre le previsioni meteo. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buon proseguimento di serata, arrivederci.
Autofficina Sandri, centro revisione auto, moto, quad e carrelli O1 o 2. Affidati al nostro personale qualificato. Bentrovati al meteo. Inizio di weekend turbolento, la perturbazione giunta nei giorni scorsi farà sentire ancora i suoi effetti. Vediamo il dettaglio di sabato 2 aprile. Sul Veneto giornata alquanto variabile, cielo nuvoloso con precipitazioni discontinue e con distribuzione irregolare, possibili dei rovesci, specie al mattino su pedemontana e zone limitrofe. Nel pomeriggio non si escludono parentesi asciutte e localmente soleggiate, quota neve in calo fino a tutti i fondovalle dolomitici a 500-800 metri sulle prealpi. Temperature in lieve calo, minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime comprese invece tra i 7 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso su pianura e costa cielo coperto con piogge intermittenti da deboli a moderate. Sui monti anche abbondante quota neve sui 700 metri. Sulla costa dalla sera bora moderata. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime sui 7-11 gradi. Diamo infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà perturbato anche qui, come vediamo, con precipitazioni sparse, nevose fino a 800.000 metri all'incirca. Temperature minime intorno allo 0-1 grado, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autofficina Sandri è anche centro gomme altamente specializzato e officina meccanica. Ti aspettiamo a Marghera.